Claudio Cecotti, e Claudio Cecotti ormai è un veterano che era a Aiello, a Scofilo e anche il portavoce della commissione di quest'anno per quanto riguarda le meridiane. Numerosi sono stati i suoi argomenti e conferenze che ha fatto qui da noi. Oggi ci tratterà un argomento abbastanza particolare dal titolo Le case lunari. Io di case lunari, per dire la verità, avevo già parlato 2 anni fa a proposito del fatto che con le case lunari si calcolavano le stagioni nonostante il calendario islamico sia un calendario lunare e quindi certamente non andato a individuare le stagioni. Comunque andiamo per ordine. Allora, la religione islamica fissa, come del resto tutte le religioni, fissa determinati tempi per l'esecuzione di determinate cerimonie. Noi abbiamo, per esempio nella nostra religione, abbiamo il calcolo della Pasqua. Il calcolo della Pasqua che ha interessato grandi matematici, Ferrino Gauss si è dedicato a formulare delle tecniche per il calcolo della Pasqua. Quindi uno dei problemi è quello di individuare esattamente i tempi legati a cerimonie particolari. Una delle cerimonie che è molto interessante e che poi al seguito bisogna fare per quel che lo riguarda è la determinazione esatta del tempo per soprattutto quelli che sono gli eventi giornalieri, che sono quelli delle preghiere. Allora, nella religione islamica sono fissate almeno 5 preghiere al giorno e quindi vanno anche determinati i tempi per queste preghiere. Questo ha portato allo sviluppo di una vera e propria scienza anmità, che vuol dire la determinazione del tempo esatto, cioè il tempo esatto per eseguire la cerimonia, per dar luogo, diciamo, alla preghiera. Questo ha determinato lo sviluppo di calcoli enorme, anche delle differenze nel mondo islamico. Non tutti condividono esattamente gli stessi tempi, soprattutto per una delle preghiere del pomeriggio, dove ci sono scuole diverse di pensiero sulla realizzazione del momento dell'ora. Quindi in base a queste, diciamo, tecniche e in base a quelle che sono le tradizioni più che le fissazioni fatte da Maometto, in effetti la determinazione del tempo delle preghiere è una cosa che si è strutturata nel tempo, che è stata determinata da interpretazione, studi e diverse cose. Allora, diciamo che noi, tanto per rapportarci alla nostra realtà, noi abbiamo una divisione adottata ancora nei tempi dei Sumeri e poi via via ereditata successivamente attraverso babilonesi, greci, eccetera, per la divisione del cielo in segni zodiacali. Questi segni zodiacali, di cui qui vediamo un'immagine abbastanza singolare, l'ho riportata perché abbiamo una immagine dello zodiaco che si trova in una sinagoga. Ora, è singolare perché nelle sinagoghe non si deve mai rappresentare né animali né persone. E vedete che invece qui sono rappresentate persone e animali, cioè quelli che sono i simboli del segno zodiacale. Allora, una delle caratteristiche però della nostra divisione in segni zodiacali qual è? Che abbiamo vincolato l'inizio della sequenza dei segni zodiacali non a una stella, ma a un istante, a un punto del cielo in cui si viene a trovare il sole all'equinozio di primavera. Allora, questa adozione che sembrava all'epoca efficace si è dimostrata fallace, nel senso che non si sapeva che questo punto in effetti non è fisso nello spazio, ma si sposta per effetto della precessione degli equinozi. Di conseguenza questa divisione non fa più coincidere stelle e costellazioni, e quindi conoscere esattamente in che segno zodiacale si trova per esempio la luna o il sole in una determinata stagione è diventato un calcolo fuori dalla portata del normale utilizzatore di questi sistemi. Bisogna essere astronomi, avere delle carte, eccetera. Ecco, invece il mondo arabo aveva adottato un'altra tecnica,
e aveva adottato appunto la divisione del cielo in case lunari. Il termine in arabo si dice manazil al-Kamar. Manazil è dove si scende, è la tenda originariamente, poi è diventata casa, e al plurale, al singolare è manzil. Le case lunari sono quindi settori di cielo, attenzione, non diversi sotto certi aspetti dalla divisione dei segni che noi abbiamo, però sono vincolati a stelle, quindi non sono mobili attraverso la precessione degli equinozi, e portano anche talvolta i nomi delle stelle vere e proprie che li individuano. Allora, queste case lunari cosa servono e come sono state costruite? Allora, la Luna si sposta in cielo ogni giorno di un certo spazio, e difatti poi pian piano percorre tutto il cielo per ritrovarla a sorgere vicino al Sole dopo un mese. Ogni giorno quindi percorre uno spazio, questo intervallo è una casa e si passa alla casa successiva, e quindi alla casa successiva sono le stazioni che ritmano la posizione del Sole lungo il mese. Quindi questi settori, con questo ci tengo a dire, sono settori ancorati alle stelle, non sono segni spostabili nello spazio difficilmente individuabili. Attraverso le stelle noi possiamo sapere esattamente in quale casa si trova la Luna. Tant'è che vediamo la differenza, perché le case lunari poi sono 28. Ecco, quando la Terra e la Luna si spostano nello spazio, vedete, qui abbiamo l'allineamento tipico del 9 luglio. La Luna è allineata col Sole, quindi non è illuminata da parte a noi visibile, e quindi noi non vediamo la Luna. Dopo un certo numero di giorni, vedete, la Luna e la Terra sono allineati con la stessa stella che si trovava dietro il Sole. Ci vorrà ancora qualche giorno, un paio di giorni, perché si ripete invece l'allineamento con il Sole. Allora, cosa ci dice questo? Che l'allineamento con la stessa stella avviene prima del ripetersi dell'allineamento con il Sole. Allora, il nuovo allineamento con il Sole avviene dopo 29 giorni e mezzo, e questo è il mese lunare. L'allineamento con la stessa stella avviene invece dopo 27 giorni, e quindi il cielo è stato diviso dagli indiani in 27 parti che rappresentano il luogo in cui successivamente la Luna viene a trovarsi in cielo. Gli arabi, che come dice Biruni, gli arabi preislamici erano analfabeti, per dire proprio il termine esatto, non culturati, hanno adottato invece una divisione in 28, che capite non è perfettamente adeguata, è eccedente di un numero, però per loro hanno fatto questa divisione, e questo hanno tradizionalmente utilizzato. Quindi noi, vedete, possiamo dividere il cielo in 28 parti, che sono molto più piccole della divisione in 12 parti dei segni zodiacali, e quindi ogni casa lunare rappresenta in termini di tempo un intervallo di 51 minuti 28 secondi. Cioè, cosa vuol dire in termini di tempo? Vuol dire che quella fetta di cielo scorre completamente in un termine di tempo di 51 minuti e mezzo circa. Viceversa, vedete, un segno dello zodiaco che copre 30 gradi richiede, per trascorrere, 2 ore, quindi un intervallo di tempo molto maggiore. Allora, questo sistema, queste case, portano il nome delle stelle che le contraddistinguono. Sono dei nomi che ovviamente sono legati alle parole arabe associate ad essi. Allora, qualcuno noi però lo riconosciamo, per esempio Aldebaran. Aldebaran vuol dire quella che segue, cioè non è il nome della stella come noi poi abbiamo tradotto, vuol dire semplicemente la stella che segue. Ma che segue chi? Che segue Assuraya. Assuraya erano le Pleiadi. Allora, qualcuno che è un po' meno giovane si ricorderà che c'era una Soraya. Ecco, Soraya era il nome Pleiadi, per dire, no? Ecco, e avanti abbiamo diversi nomi, quindi come vedete i nomi delle case lunari prendono proprio il nome dalle stelle che vi si trovano, quindi, e sono immediatamente individuabili.
Il numero che io ho messo qui è solo un numero pratico, non era in uso nel mondo arabo, è un numero che io ho indicato solo per indicare la sequenza. Quindi ecco, vediamo l'altra. Per tornare indietro di un precedente. Prego. Ecco, qui abbiamo la seconda sequenza e naturalmente tutti i nomi che noi notiamo, per esempio Al-Qalb vuol dire il cuore, Al-Balda vuol dire uno spazio vuoto che è fra le ciglia quando non sono unite, come nel mio caso, e gli altri. Sono nomi sempre che si riferiscono a stelle. Quindi le case lunari sono strettamente vincolate alle stelle. Quando la Luna si trova vicino a quella stella è quella casa lunare. Non si tratta di studiare grandi cose, si tratta di conoscere i nomi delle stelle e la loro posizione, quindi è una conoscenza abbastanza, diciamo, facile. Allora, 2 anni fa abbiamo detto che attraverso l'uso combinato della conoscenza del giorno del mese lunare, il mese lunare è un mese di 29 o 30 giorni e quindi questo cosa comporta? Comporta che il calendario islamico dura circa 354 giorni o 355 secondo se l'anno che noi diremmo bisestile, ecco, aggiunge questo giorno, però rimane indietro rispetto all'anno solare. Rimanendo indietro rispetto all'anno solare non può essere utilizzato per conoscere l'andamento delle stagioni. Però combinando giorno del mese lunare, posizione della Luna fra le case e antiche poesie che erano state memorizzate, del resto ne abbiamo anche noi, no? Come si dice a proposito di Candelora? Erano delle memorie che ci dicevano come andava la stagione. Se non piove a Candelora, dell'inferno siamo fuori, per dire adesso. Termini del genere erano usati anche nel periodo islamico e combinando queste date e indicando certe situazioni del tempo si poteva sapere l'andamento delle stagioni. Allora, noi invece sappiamo che proprio per le necessità del culto e quindi delle preghiere si è dovuto sviluppare tutta una serie di letteratura popolare astronomica del mondo islamico che è denominata Kutub al-Awa, che vuol dire i libri delle stagioni, ovvero sia del calcolo dei tempi. Allora, questi libri hanno avuto una larghissima diffusione e dal mondo, diciamo così, egizio, area addirittura dalla Siria, si sono estesi fino ad arrivare alla Spagna moresca. Quindi tutta un'area è stata interessata dalla diffusione di questi libri, molti di quali poi hanno finito per documentare con tavole e quant'altro il sorgere e tramontare delle stelle indicatrici delle case lunari. Quindi tutta una letteratura si è sviluppata intorno a queste case lunari e alle stelle che le indicavano. Allora, passiamo adesso al fatto pratico. Allora, Abd al-Malik ibn Habib, che vuol dire il servo del re e figlio di un certo Habib, nell'850 ha scritto questo Kitab an-Nujum, il numero delle stelle, nel quale descrive proprio un metodo pratico per calcolare di notte l'andamento delle ore servendosi delle case lunari. Allora, le case lunari sono 28, al tramonto 14 case sono sotto l'orizzonte e 14 sono sopra l'orizzonte. Quando una nuova casa taglia il sistema, di solito questi strumenti, visto che utilizzavano come riferimento le case lunari, non portavano l'indicazione dello zodiaco, ma siccome le case lunari, non differentemente dallo zodiaco, sono state utilizzate ovviamente anche per gli oroscopi, e questo vi fa capire il perché dell'associazione. Allora, i due elementi, uno fisso e l'altro mobile, venivano sovrapposti e davano loro alla rotazione del primo rispetto all'altro che era fermo.
Allora cosa accade? Al tramonto immaginiamo di aver trovato questa situazione. La casa lunare numero 1 è appena a est della direzione sud e dopo un poco, nella notte, vediamo che la situazione si è spostata. Il cielo è ruotato e ci troviamo la casa lunare qua avanti, la 2, poi siamo già a metà della 3. Quante ore sono trascorse? 51 e mezzo più 51 e mezzo più la metà, 25 e mezzo, sono 102 e 127 minuti, 2 ore e 7 e 8 minuti. Ecco, con questo semplice strumento era possibile misurare durante la notte l'andamento del tempo. Ecco, uno strumento di ben facile realizzazione. Vedete, si tratta di fare semplicemente un cerchio mobile, la parte fissa, poi registrate al tramonto la casa lunare che è in quel momento al tramonto e dopodiché durante la notte lo usate come normale, molto semplice, riferito alle stelle. Quello che è necessario sapere è individuare ovviamente le case lunari attraverso le stelle. La tavola che vi ho fatto vedere porta i nomi di ciascuna stella individuate secondo la nomenclatura moderna e quindi permette di individuare senza errore le varie case. Tornando allo strumento, quindi questo Adaira, naturalmente ha un certo margine di precisione. Voi capite che 51 minuti non è proprio il massimo per determinare esattamente il tempo. Quello che serviva in effetti era rivolto verso l'alba per individuare con precisione l'ora della preghiera, e lì funzionava perché comunque, tenendo conto delle ultime 2 case che dovevano rimanere di là della direzione sud, per quell'obiettivo lì erano più che sufficienti. Allora, questo sistema è descritto anche in molti autori, per esempio nel 1013 veniva usato per esempio per determinare l'ora della preghiera. Fajr vuol dire alba, appunto, la preghiera che precede l'alba. E poi esisteva anche una preghiera, una preghiera che viene fatta sempre di notte nel mese del digiuno, il mese del Ramadan. Allora, questa preghiera ha 2 obiettivi, bisogna stare molto attenti, ed è per questo che in quel periodo lì diventa importante. Prima di tutto precede Fajr, perché poi c'è l'altra preghiera da farsi e quindi non si possono sovrapporre, c'è il tempo dell'uno e il tempo dell'altro. Ma soprattutto la preghiera di Tahajjud è una preghiera che deve essere recitata dopo l'ultimo passo che si fa al mattino, prima dell'inizio del digiuno, perché nel mese di Ramadan il digiuno è osservato dal sorgere del sole al tramontare del sole. Quindi bisognava partire in anticipo per fare l'ultimo pasto e per poi essere in grado di rispettare il digiuno successivo. Quindi uno si deve alzare presto al mattino. Allora ecco che con quello strumento era possibile determinare il tempo proprio per l'ultimo pasto, per poi rispettare questa preghiera e quindi rispettare i tempi della preghiera successiva al Fajr. E quindi ecco che in un certo momento ci si è anche resi conto che in effetti, data la posizione del Sole più a sud, più a nord dell'equatore, quello strumento lì poteva avere, diciamo così, dei margini di imprecisione, anche perché estendendosi l'impero islamico le situazioni in base alla latitudine e via avanti cambiavano sempre più. E quindi dato che quando il Sole è più vicino all'equatore sale e scende ovviamente nei confronti dell'equatore più velocemente, viceversa quando passiamo a latitudini più elevate la discesa è inclinata e il crepuscolo dura di più e via avanti, hanno pensato di fare delle tavole di calcolo esatto per quel che riguarda i tempi del sorgere, del tramontare del sole e della durata dell'alba. Hanno creato delle tavole più ricche, più precise, che
che sfruttavano sempre le case lunari, ma comunque collegate a una serie di tavole che permettevano, in base all'anno, alle stagioni e via avanti, di stabilire meglio i tempi. Allora, queste tavole, qui abbiamo l'autore accomatico, farissimo Munagir vuol dire che era una storia. Ha pubblicato queste tavole Zici, che sono diffusissime nel mondo islamico e che proprio, vedete, fornivano tutti i dati che ci servivano per fare, diciamo, tutte le incombenze e il calcolo nella notte della durata delle varie incombenze, delle preghiere, i pranzi notturni, eccetera. Questo è arrivato fino all'anno 1280, che si è giunti poi addirittura a una elaborazione delle longitudini di ciascuna stella per arrivare alla massima precisione nel calcolare. Allora, tavole che vedete sono arrivate fino a 246 stelle. Adesso per questa parte ho finito, invece vi devo mostrare due fotografie che per noi, anche per l'amico Pantanali, qui sono molto importanti. Allora, anni fa Pantanali ha preparato per noi un progetto di una meridiana che doveva essere applicata nel palazzo municipale della città di Rash in Iran, e che per vari motivi la municipalità tentava a mettere via avanti. Allora il nostro corrispondente iraniano, l'ingegnere Mohammad Bagheri, ha preparato questa meridiana che voi qui vedete, ha preparato questa meridiana per metterla a terra vicino al palazzo per convincere la municipalità poi a applicarla nella sede opportuna. Ecco, qui mi è arrivato proprio ieri pomeriggio questa immagine che con piacere vi faccio vedere. Il nostro amico è al lavoro e vediamo che è anche l'assistente di una ragazza in evidente tenuta che voi conoscete, ecco. E qui vedete il lavoro completo con la frase Baqt Talabas, che vuol dire in persiano il tempo è oro, che non va preso nel senso che noi pensiamo da occidentali che vale denaro, è prezioso. Questo è il termine corretto con quale. Grazie.